Le grandi navi a Marghera? Assolutamente no. A dirlo, oltre a Confindustria, anche la CGIL, che ricorda come il porto commerciale e le sue potenzialità di sviluppo diano lavoro a 5.500 lavoratori portuali. Spostare le grandi navi a Marghera, dunque, secondo la CGIL, non può che rappresentare una convivenza che non porterebbe a nulla se non al declino e la conseguente chiusura di numerose aziende come la Grandi Molini, che attraverso il porto esporta a livello nazionale e internazionale. Significa mettere in discussione 5.500 posti di lavoro, significa mettere in discussione un porto industriale e commerciale che è competitivo in Adriatico, significa mettere non solo Porto Marghera, quella industriale, in difficoltà, ma tutto il Veneto e tutto il nord-est. Quindi le soluzioni vanno trovate sicuramente. Le grandi navi non possono più passare nel bacino San Marco, ma non può essere quello del porto di Marghera. Una incompatibilità di fondo che porterebbe, secondo la CGIL, mappe alla mano, ad un traffico insostenibile sia per termini di spazio che di tempi. I progetti validi, dunque, secondo la CGIL, non possono che essere tre. I crocieristi non hanno nessuna intenzione di venire a Porto Marghera, perché anche per loro è un problema, insomma. Quindi vanno trovate le soluzioni che ci sono, che si rendono compatibili Porto Marghera con quello che è l'attività crocieristica.